Per 2-1, il nostro inviato Maurizio Busato. Il Pescara fa la partita dominando per 3/4 di gara, ma compromette il risultato con un paio di incertezze difensive e deve tornarsene a mani vuote. Un minuto di raccoglimento per ricordare il professor Ciro Zorzi, ex giocatore ed ex medico sociale biancoceleste scomparso nei giorni scorsi. Poi gli ospiti partono subito all'attacco. Tisci, Beghetto e Cammarata tengono costantemente in apprensione la difesa trevigiana. A centrocampo Gelsi, Terracenere e Di Già hanno spesso il sopravvento. Il Treviso arranca, impiega 27 minuti per affacciarsi in area ospite, ma arriva subito il vantaggio con Pasa che sfrutta sotto misura un pallone toccato da Fiorio e sfuggito alla macchina. Alla mezz'ora Viscidi perde Beghetto per infortunio, dentro a Ruta, passa un minuto e arriva il pareggio. Un traversone controllato male da Bacci finisce sul vertice destro dell'area trevigiana e Di Già insacca con un preciso diagonale che supera Mondini. Il Pescara insiste, Tisci in combinazione con Cammarata manca il bersaglio da pochi passi. Treviso subito pericolosissimo con un colpo di testa di Soncini in avvio di ripresa, ma è un fuoco di paglia. Mondini deve uscire alla disperata per fermare Cammarata, poi l'attaccante pescarese costringe Susic a rimediare come può e Mondini ad un salvataggio in extremis. Ancora Di Già, dal limite, sul fondo a fil di palo. Mondini a vuoto sul cross di testa, fuori di pochissimo. Ancora a Ruta a tu per tu col portiere trevigiano che ribatte col corpo. Cammarata per Tisci, alto da pochi passi. Bellotto toglie De Poli e Fiorio, dentro Pradella e Clementi che servono a Bonavina il gol del raddoppio trevigiano. È il 32esimo. Il Pescara costruisce altre 3 occasioni per pareggiare, ma sul bolide di Gelsi, al 4° minuto di recupero, Mondini vola all'incrocio dei pali a salvare il risultato.